quanti chiamati a cercare di fare risorgere la Sicilia. E sono convinto che se Catania esprime il voto per l'alternativa, perché in questa città si gioca la vittoria, ve lo dico con molta sincerità, si gioca in questa città. Se questa città cambia, cambia la Sicilia. Se questa città cambia, noi salveremo la Sicilia. E questo è lo che da me. Allora i catanesi hanno la responsabilità più alta di questa città. Cioè se fare continuare un sistema di potere che ininterrottamente ci governa, dite dopo guerra e poi, oppure veramente fare la rivoluzione della dignità. Voi dicevate la sanità. Ma la sanità non al centro il paziente, al centro il cittadino. E quando io dico al centro il cittadino significa che il problema della sanità non può essere solo un problema del piano di rientro, deve essere il problema di mettere al centro l'uomo, la sua dignità. Guardate, voi immaginate la ragazzina di 13 anni che va a fare la servizio ginecologica, pensate la paura, le tensioni, chi è che la prepara? Non pensate